Gigi era un gentiluomo, una persona per bene, una persona sempre attenta al rispetto delle persone, un innamorato del nostro Veneto, innamorato della nostra bandiera, del nostro gonfalone di San Marco. Un ragazzo mio coetaneo, io conosco da una vita, perché abbiamo di fatto iniziato assieme la militanza nella Lega. Questo il ritratto che Luca Zaia fa dell'amico Gianluigi Contarin, morto all'età di 59 anni dopo una malattia contro la quale stava combattendo da circa un anno e mezzo. Diplomato all'ISEF, sposato con Isidora e padre di Andrea, Contarin entra in politica nel 94, diventa consigliere a Riese, poi assessore e infine sindaco per 2 mandati e anche assessore provinciale alla viabilità. Sindaco nelle ore drammatiche della tromba d'aria su Vallà, quel maledetto 6 giugno del 2009, si impegnò senza sconti nell'emergenza e nella ricostruzione, come quando chiese un consiglio dei ministri straordinario proprio a Vallà. Visto che il Presidente del Consiglio è andato più di una volta a fare del Presidente del Consiglio dei Ministri giù a Napoli in emergenza rifiuti, e penso che quella è una calamità voluta, non arrivata dal cielo. Sicuramente nella zona del Trevigiano si potrebbe pensare a un Consiglio dei Ministri. Altrettanto convinto, Contarin si dimostrò nell'organizzazione del centenario di Papa Pio X, il modo migliore per valorizzare il proprio territorio, così parlava ai nostri microfoni nel marzo 2014. A noi interessa valorizzare la nostra terra, la nostra storia e le nostre culture. Commosso il ricordo del presidente della provincia Stefano Marcon, che ne sottolinea la passione e l'energia, addolorati e sorpresi i vertici della Lega e i tanti colleghi di ogni estrazione politica. Un grande dolore per noi, personalmente l'ho conosciuto anche da collega sindaco e quindi è ancora più doloroso apprendere questa notizia oggi. Un grande amministratore, ma dopo una bravissima persona, tra l'altro, con un'umiltà incredibile. Siamo stati divisi dalla visione politica, ma ho sempre rispettato e ammirato il suo impegno per il territorio. Oggi Riese perde un protagonista e un punto di riferimento della sua storia recente, le parole dell'attuale sindaco Matteo Guidolin. L'ultimo addio della comunità sabato mattina in chiesa parrocchiale alle 9:30.